Ho un'idea che mi frulla in testa da un po' per dare un senso alle mini uscite che faccio di un'oretta abbondante quando ho appunto poco tempo e le faccio in mountain bike. Vediamo se riesco a dare un altro senso appunto a queste piccole uscite per tenermi in movimento. Ci saranno quindi dei brevi video sempre sullo stesso percorso, su percorsi molto simili. Vediamo cosa succede se riesco ad essere costante. Quindi si va con la Epic sulla mitica salita di Arupakupa, una delle mie preferite, ma anche secondo me una delle più toste della zona, non tanto per la lunghezza ma quanto perché ultimamente con le ultime piogge è diventata abbastanza tecnica. Bisogna vedere bene dove mettere le ruote e come andare su. Si va. Se seguite un po' i miei video dovreste conoscere bene Arupakupa, che è la salita che si prende da qui un po' più avanti a destra. Mi sono fermato prima per mettermi i guanti, così poi non mi fermo più, e per stringermi le scarpe. Poi da qua comincia a essere già abbastanza smosso, quindi l'idea è di non fermarsi più. Comunque, come dicevo, la dovreste conoscere abbastanza. Vado su, scollino, prendo un single track a destra in discesa, questo sarebbe l'obiettivo, e poi valuto se tornare su da dove sono arrivato oppure se chiudere un anello e rientrare più o meno in questa zona. Ah sì, iscrivetevi, tasto qua sotto. Ok, ci siamo. Qui più avanti si gira secco a destra e inizia la salita. Da qua non si scherza più. Via.
Ok, ci siamo. Scollinato la prima salita, fatto 10 km con 135 metri di dislivello. La Epic in salita abbiamo capito che si comporta bene e sa fare il suo anche in discesa. Adesso prendo un pezzo di discesa lungo questo sentiero, a un certo punto girerò a destra e poi avrò l'attacco di un single track in discesa, sempre sulla destra. Questo è il single track in questione, sentiero 78. Avanti. Qua subito giù il telescopico e via. Bene, discesa fatta, torno su da dove sono arrivato. Sarà interessante perché scendendo l'ho visto abbastanza distrutto. Wish me luck. Fino a qui tutto bene. Grazie. Madonna. Ah. Ovviamente dopo dalla GoPro non renderà un gets di dove mi sono andato a infilare, e infilare è proprio il termine adatto. Visto che mi sono piantato, facciamo fruttare la piantata almeno facendo una bella foto, anche in modalità panorama. Tac, e adesso chi riparte? Dai, riparto qua. Opla, via.
la leggenda dei miei versi è che quando soffio vuol dire che sono su un passaggio difficile. Dai, ci siamo, ci siamo. Ci siamo. Chiudiamo la salita tornando allo scollino di Arupakupa. Mi fermo un attimo, bevo e dopo mi butto in discesa. Dai, ci siamo. Sono sullo scollino, da quella parte c'è la discesa che ho appena fatto e da quella parte c'è la salita che ho fatto prima. Adesso bevo un secondo, mi rimetto i guanti, gli occhiali e vado giù. Non male, dopo guarderò i tempi, ma tutto sommato mi sentivo abbastanza bene. La Epic Evo 2021 è un mezzo a dir poco interessante. Sicuramente il mio lato debole è la discesa e essendo un po' più aperta di sterzo con un'escursione un po' maggiore rispetto a una cross country tipica mi dà un po' più di sicurezza in discesa, però in salita fa il suo, comunque vai su bene. Il peso in più che ti porti dietro secondo me non fa così tanta differenza. Gran mezzo, molto contento. Approfitto come sempre della pausa fra una salita e l'altra per momento social e rifocillamento, fottina che vedrete sul mio profilo Instagram. Fra l'altro, per essere proprio precisi, dovrei allineare bene le valvole, le scritte, le pedivelle, quasi quasi ci dedico un minuto. Allora mettiamo bene la pedivella dritta, la scritta Roval di qua, la scritta Roval bella in alto, così è già un'altra cosa. Il momento social tocca delle vette altissime. Facciamo anche una così col sentiero. Bomba, dai, avanti. Scavato da fare. Fatto anche la ruota giornaliera. Sommaco del Nordic Bike Festival.
giro per i sentieri, tutto il resto, quando sono arrivati qua hanno benché smadonnato, e qua è proprio distrutto, appena perdi un po' di velocità cominci a piantarti sulle rocce. Quasi quasi faccio un quadrivio. Dai, ancora un po' di salita. Quadrivio, it's done. Voglio approfittare e provare anche questa salita qua. Proviamo. Vediamo dove sbuca e poi come posso rientrare a casa. Ho alleggerito troppo, sono piantato. Mi sono piantato. Mi ricordo assolutamente quale svolta era quella giusta. Andiamo di qua. Qua a sinistra, questo sono spazi amari. Adesso che scollinerò da questa salita voglio provare un pezzo di discesa, visto che non ci sono particolari salti o ostacoli impegnativi, ad scendere senza abbassare il telescopico, perché è un po' una comodità che mi sento di aver già assimilato. Allora voglio capire un po' la differenza, perché sull'Epic Expert Carbon il prossimo upgrade da fare su quella bici, visto che qua c'è, l'ho usato tanto, voglio provare questa discesa sempre. Sicurezza, ma credo fosse dettato dall'abitudine della Epic Expert, perché sentire la sella mi dà l'impressione di guidare meglio la bici, ma fondamentalmente non è la verità, perché il contrario, ti presumo che sia autonomia.
Bene, uscitina di mantenimento, la chiamerei così, completata. Ci si vede al prossimo video. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale col tasto qua sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!